A tutti, buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena. Prima corsa della serata con debuttanti e alcuni che hanno già corso. Cavalli comunque di 2 anni, Gabriella Jet, Gardeni ST, Glowing Top, Gitana Griff, Giulia Feeling Run, Giulia Play e Gaia Truppo. Intanto in partenza c'è il tentativo di Glowing Top di Super, ma poi finiscono di galoppo entrambe, sia numero Gabriella 1 Jet che Gabriella Glowing Jet Top. Squalificato, numero 3 Glowing Top squalificato. Squalificate, ed è Gardeni ST che si trova così a condurre dopo l'errore delle due, che forse hanno avuto anche un piccolo contatto. Comunque in testa c'è appunto Gardeni ST, Giulia Play riesce a sistemarsi in schiena, precede Gitana Griff e intanto se ne sono dati i primi 400 in 39, i 600 percorsi in 47,5 con la debuttante Alessio Di Chiara che cerca di moderare ulteriormente l'andatura. Tutti in fila indiana alle sue spalle. In quarta posizione c'è Grit Feeling Run, 800 in 1,38, parziale addirittura in 16,3. Davanti alle tribune si va ad andatura piuttosto ridotta e così si approda a 1 chilometro nell'ordine dell'1,22 con Gardeni in vantaggio, Giulia Play in scia, poi Gitana Griff sposta a 500 dal palo, Giulia Play va ad attaccare Gardeni ST apparigliandola al paletto dei 400 conclusivi. Le due hanno decisamente allungato, il parziale in 14,9 che stacca le avversarie. Sulla curva conclusiva ancora appaiate le due con Giulia Play che insiste nella sua offensiva, ribatte Gardeni ST. Le due alle prese al completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo, Giulia Play tende ad avvantaggiarsi e prende un paio di lunghezze di vantaggio ai 100 conclusivi. Nel finale Giulia Play per la prima vittoria in carriera dopo 2 secondi posti vince chiaramente. Il secondo posto è ancora per Gardeni ST, finisce bene a centropista Gitana Griff che però può essere soltanto terza. La vittoria dunque è arrivata per Giulia Play, prima vittoria in carriera appunto dopo 2 ottimi secondi posti. Giulia Griff oggi sfrutta gli errori iniziali di Gabriele Jet e Glowing Top per andare in seconda posizione, scattare i 500 finali e in retta passare tranquillamente per emergere con in salchi Edoardo Locesano che è neanche il preparatore per la scuderia Noma Farm.